Per la sanità ligure il 2021 inizierà con un nuovo parterre di direttori generali alla guida delle 5 aziende sanitarie in cui è suddiviso il territorio. Le nomine, ufficializzate dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, riguardano oltre alle ASL anche la guida del Policlinico San Martino di Genova, affidata a Salvatore Giuffrida. In ASL 1 il nuovo direttore generale è Silvio Falco, proveniente dalla Regione Piemonte. L'ASL 2 sarà guidata da Marco da Monte Prioli, 56enne, già direttore generale dell'ASL 1 Imperiese. Confermato in ASL 3 il 64enne Luigi Carlo Bottaro, mentre in ASL 4 arriva il 55enne Paolo Petralia, forte dell'esperienza decennale alla guida dell'Istituto Pediatrico Gaslini. Infine l'ASL 5 sarà affidata al chiavarese Paolo Cavagnaro, già direttore generale dell'ASL 4 e direttore sanitario dell'ASL 3. Per tutti il nuovo incarico partirà dal 1 gennaio 2021, all'indomani dell'avvio della campagna vaccinale contro il coronavirus. Un segno di speranza per Paolo Petralia, neodirettore dell'ASL Tigullina. Attraverso la vaccinazione noi potremo combattere finalmente in maniera radicale questa pandemia e non soltanto limitarla. E questo è un auspicio che naturalmente è primario, perché vincere questa battaglia, anzi questa guerra ormai, può essere significativo sotto tanti e tutti gli altri punti di vista. Ma l'auspicio, espresso dal direttore generale dell'ASL 4, è anche quello di ritessere quella rete di relazioni e di servizi alla persona interrotte dalla pandemia. Costruire una risposta organica di una salute vicina alle persone, capace di essere appropriata, efficace, efficiente, sicura, personalizzata. Ecco, quella che oggi si aggiunge al termine medicina, di precisione e appunto predittiva, e io la vorrei ancora di più esprimere nella medicina personalizzata, perché vuol dire che allora a ciascuno daremo la propria risposta, quella di cui ha bisogno, nella maniera migliore possibile.